Tutelare gli animali dai botti, un dovere assoluto che dovrà impegnare le forze dell'ordine nelle prossime ore. Assieme ai controlli sugli spostamenti bisognerà avere la massima attenzione sul problema. Intanto è strano che nel decreto di Natale non sia stato scritto neppure un rigo per ribadire il divieto, ma il divieto di sparare botti esiste comunque e va rispettato per diversi motivi, anzitutto l'esigenza di limitare la corsa negli ospedali per danni causati dai botti e poi appunto per la tutela degli animali. Capodanno deve essere un momento di festa, malgrado le restrizioni, anzi, a maggior ragione questa volta bisognerà assolutamente far funzionare il proprio cervello senza lasciarsi andare a inutili sfide. Molti sindaci hanno vietato i botti con apposite ordinanze. A questo proposito speriamo che si aggiunga anche Agrigento al coro di no. Quello che si sta facendo non è abbastanza, ma dimostra l'interesse della politica verso un problema che va affrontato una volta per tutte. Un cambiamento, insomma, è necessario. L'augurio è di poter raccontare di un bilancio che sia testimonianza del buon senso da parte di tutti. Intanto, buon anno, e stavolta l'augurio è accompagnato da una grande speranza.